tutto è pronto per questa divisione 2 qui al circuito B-Karting nei pressi di Cittadella, per l'esattezza San Giorgio in Bosco. Questa divisione 2 che vede la griglia di partenza composta dai 12 piloti racchiusi in 1 secondo e 1 decimo circa, con Michele Milanesi che si aggiudica la prima casella in griglia, affiancato da Balduzzi, e poi in seconda fila Dominuti Imposti, terza fila per Arini Termine, quarta fila per Cioni e Baldazzi, quinta fila per Perego e Luzzi, e a chiudere in sesta fila Orsinigo e Gastoldi. Partenza che anche in questo caso, come per tutte le gare di oggi, è in regime di bandiera gialla, quindi è vietato il sorpasso sino a quando i piloti non saranno nella parte esterna di questo circuito. Ecco le immagini che attaccano già sulla parte esterna del circuito, i piloti che si studiano in questa fase, nessun sorpasso. Primo giro che scorre con i piloti formare un unico serpentone. La mancanza di attacchi rilevanti ci consente di apprezzare le caratteristiche di questo circuito, che rispetto all'anno scorso presenta un'inversione di senso di marcia. Quest'anno si corre in senso orario. Michele Milanesi intanto viene impensierito da Balduzzi queste ultime fasi del primo giro di gara. Piloti che rientrano nella parte indoor conclusiva del giro. E vediamo subito Dominuti in difficoltà, che perde ben 2 posizioni, con i piloti che velocissimi scorrono. Devono ovviamente anche loro prendere le misure dopo solo un giro su questa velocissima curva che affrontano in derapata. Ricordiamo che i mezzi a disposizione oggi sono i potentissimi Soli RX 250, che per quanto riguarda il noleggio sono probabilmente il mezzo più prestazionale al momento disponibile, con Baldazzi che cerca il sorpasso su Cioni, mentre Perego sbaglia la staccata un po' a lungo, e il Luzzi pronto ad approfittarne con Baldazzi su Cioni, Arini su Dominuti. Due sorpassi nel giro di 2 curve che vengono portati a termine con Imposti che è aggressivo su Balduzzi, che però gli rilascia ovviamente posizione chiedendo scusa, un po' aggressivo il suo attacco. E qui Marco Termine che supera Baldazzi, bello e pulito il suo sorpasso. E Riccardo Arini cerca di sorprendere Imposti, oggi molto aggressivo. Perego, bellissimo l'incrocio su Cioni che riesce a portare a termine quindi con successo il sorpasso. E qui Imposti su Milanesi. Milanesi entra in derapata in staccata con Imposti che, affiancato per almeno il 50% del kart, si infila in maniera regolare. Qui Cioni riesce nel sorpasso sui Luzzi e anche al vertice. Troviamo le posizioni di testa che non sono affatto scontate, con Imposti su Balduzzi alla sua prima apparizione qui a Kart GP. Termine cerca l'attacco su Perego, ma finisce per girarsi da solo in un mezzo testa a coda. Vediamo che Michele Milanesi lascia scorrere il suo compagno di squadra Riccardo Arini. Ordini di scuderia che arrivano dal muretto di box per il team MM41, e qui Baldazzi che si gira da solo, non riesce poi ad evitarlo Perego che sopraggiungeva. Qui una piccola escursione che però fa perdere il coperchio un pezzo
di coperchio per quanto riguarda il cassetto pesi al numero 13. Qui si vede veramente poco del contatto che ha coinvolto Dominutti e Perego, con Dominutti che ha perso diverse posizioni, e quindi poi i commissari di pista che richiederanno a Perego di cedere la posizione ad Alessandro Dominutti, che è decisamente in difficoltà in queste fasi di gara. Lotta con Lorenzo Cioni, i due si toccano più e più volte, andando a performare dei sorpassi che non sono regolari. I due poi prenderanno quindi posizione a fine gara, prenderanno delle penalità a fine gara. Ed ecco qui Perego che rilascia la posizione ad Alessandro Dominutti dopo il contatto venuto prima della chiocciola finale indoor. Perego che però ha una velocità superiore oggi ad Alessandro Dominutti e lo ripassa nel corso del 12° giro. In posti poi sorpassa Luzzi, con Cioni che è ancora costretto a difendersi. Anche Balduzzi lascia passare Arini, che è molto veloce, si lancia quindi all'inseguimento di Imposti, anche se qui bisogna dire che le posizioni al 16° giro appaiono abbastanza definite, con Imposti che però sbaglia decisamente l'uscita di curva, la pressione di Riccardo Arini che completa il sorpasso e quindi si ritrova in testa al 19° giro. Ottima la strategia di squadra che ha avuto il team MM41, che ha sfruttato la velocità quest'oggi di Riccardo Arini, che performa una grandissima rimonta, culminata poi con il sorpasso su Imposti, che però non cede e cerca anche di sorprendere nuovamente Arini per riportarsi in testa. Milanesi intanto è incalzato da Termine. Siamo nelle fasi finali con il terzetto di testa composto da Arini e Imposti e Balduzzi, tutti e tre molto vicini, con Imposti che cerca nuovamente di sorprendere Arini. Si rende però conto che la sua manovra non è assolutamente regolare, quindi vince Riccardo Arini, che davanti al terzetto con Imposti e Balduzzi a completare il podio. A seguire poi troviamo al quarto posto Michele Milanesi, seguito da Termine, riesce a conservare la posizione Michele Milanesi. In sesta posizione Tiziano Illuzzi, seguito da Baldazzi, poi Perego, Orsenigo, Dominutti che chiude in 10ª posizione, seguito da Gastoldi e Lorenzo Cioni.